città, ma stanno contaminando anche il territorio circostante. Quindi io credo che la strada intrapresa sia stata veramente la strada giusta. Questa sera avete abbiamo due ospiti veramente di eccezione. Uno è molto noto, perché penso che Corona lo conoscono tutti, mi perdonerà l'altro amico Marco se non ricordo Marco, che avrò modo di conoscere meglio questa sera, e penso che insomma, anche se di sport pratico non ne vedremo, comunque dai vostri racconti l'adrenalina scaturirà lo stesso. Quindi viva gli Extreme Days, viva Sacile! Grazie signor Sindaco. Il Sindaco ha detto bene, bisogna avere il coraggio di osare, e voi avete osato mettere in piedi questa associazione dedicata in particolar modo ai giovani, che si rivolge in particolar modo ai giovani. Sì, come è nata sta cosa? È nata in un tavolino di un bar. E ci siamo domandati, tutti si lamentano della crisi, tutti si lamentano che le cose non vanno, e noi ci siamo chiesti cosa possiamo fare per far funzionare questa roba, e ci siamo inventati questi Extreme Day. 40.000 persone l'anno scorso, adesso fra 2 mesi avremo un prologo invernale a Piancavallo, stasera abbiamo la sala piena, e questa dimostrazione che abbiamo sensibilizzato le persone nei confronti di quello che facciamo, merito di un gruppo di ragazzi giovani, l'unico vecchio sono io qua dentro. E proponiamo cosa? Proponiamo quello che normalmente si vede in TV, lo proponiamo all'interno di un contesto di una cittadina bellissima come quella di Sacile. Non solo, ma adesso ci siamo domandati, al di là dello sport, cosa possiamo fare? Possiamo proporre territori, possiamo proporre qualità di vita attraverso delle imprese di funamboli come Marco, e un'icona che rappresenta la montagna per eccellenza che è Mauro Corona, in un contesto diverso, attraverso uno sport estremo che magnifica il posto dove andremo a fare questa dimostrazione, questa disciplina. Quindi vedrete, avrete modo di vedere, spero che sia di vostro gradimento, cosa siamo riusciti a fare. Questo filmato, poi il primo che andremo a vedere, che è il direttore artistico, perché è un'idea di Alberto Gottardo, vi spiegheranno i particolari, ha preso il premio come miglior filmato a livello nazionale, e andremo a presentare in anteprima un altro, sempre protagonista, il Marco Milanese, dove il contesto cambia completamente, ma il paesaggio è meraviglioso, è da vedere, ma il problema è sempre lo stesso. Noi andiamo in giro per il mondo a vedere altre realtà e non conosciamo quelle che sono fuori di porta di casa. Quindi noi vogliamo promuovere il nostro territorio attraverso qualcosa di particolare. Grazie a Gregorio Giusto. Quindi promuovere il territorio, Alberto Gottardo. Esattamente, ci facciamo in parte, così intanto magari possono girare anche alcune immagini di quello che è, il festival, l'Extreme Days Festival, che appunto giunge a quest'anno, come diceva il Presidente prima, alla sua 4ª edizione. È stato un percorso in questi 4 anni che ci ha portato a essere qui appunto in una serata come questa stasera, per cui siamo andati a mettere a tavolino, come diceva prima il nostro Presidente, in piedi un festival che voleva proporre qualcosa di nuovo a Sacile, quindi 12 persone che si sono messe al lavoro 4 anni fa per portare qualcosa di nuovo che facesse conoscere, insomma, la cittadina in un altro modo, da un altro punto di vista, magari ai più giovani, a quelli che magari sono più difficili da raggiungere. Quindi promozione del territorio che in qualche modo, come diceva il Presidente, è riuscita con risultati ottimi dell'ultima edizione. In realtà il 2016 è stato un anno per certi versi sorprendente per tutti noi. Il Vicepresidente della Regione in conferenza stampa del festival l'anno scorso ci ha così lanciato un input, ha detto spero di vedere presto, così che questo possa diventare il festival degli sport estremi del Friuli Venezia Giulia. Noi quell'affermazione ha fatto sicuramente riflettere, e per cui il 2016 è stato un anno così di lavoro intenso, di quello che è una passione. Quindi siamo passati da cercare di far conoscere la nostra cittadina a guardare all'orizzonte un po' più lontano, e quindi a cercare di promuovere in maniera innovativa il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi in qualche modo ci siamo fatti in 4, perché
dal Festival Sacilese è nata una declinazione di Extreme Days in tour, e quindi dei piccoli spot di sport estremi che si fanno in giro per la regione. E poi è nato l'edizione invernale, che vedrà la luce tra poco a marzo in Biancavallo, la prima edizione invernale dal 10 al 12 marzo in Biancavallo. E poi è nato quello che sinceramente mi emoziona di più ripensando al percorso, che è poi il motivo per cui siamo qua questa sera, ovvero l'idea di realizzare dei cortometraggi che abbiano ovviamente come oggetto lo sport estremo, ambientati però in delle perle del nostro territorio, della regione Friuli Venezia Giulia. E questo è quello che abbiamo fatto e che presentiamo qui questa sera, il secondo cortometraggio, Borderline, che vedremo nel corso della serata del dibattito. Il primo cortometraggio, Dolomites Instinct, è stato lanciato sui social network e sul web e ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni, per cui ha portato il simbolo, uno dei simboli delle nostre Dolomiti, anche oltre i confini, insomma, italiani, e questo per noi è tutto, nel senso che abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo. E per cui se questo è stato possibile, insomma, se siamo qui a presentare già il secondo cortometraggio, è perché oltre a questa passione per il nostro territorio, passione che sicuramente ha fatto sì che ci sia qui Mauro Corona, che ha accolto il nostro invito, che sicuramente condivide come noi, insomma, un grande legame col territorio, una passione per la nostra terra. Dicevo, una passione che oltre al nostro territorio ha fatto scoccare la scintilla di questo progetto, con la passione di alcuni elementi, di alcune persone, tasselli fondamentali del progetto, che sono stati in primis Marco Milanese, che è il protagonista poi dei nostri cortometraggi, e sicuramente una citazione, un ringraziamento devo farlo anche a Fabio Pappalettera, che è colui che ha fatto le riprese aeree dei cortometraggi che andremo a vedere, la regia e la post-produzione. Quindi sicuramente, parallelamente a questa grande passione che a noi ha spinto a mettere in piedi tutto ciò per il nostro territorio, c'è sicuramente un legame forte di amicizia, delle emozioni, che insomma ha collegato, insomma, questi tasselli fondamentali. Quindi io mi fermo qui, perché ora passiamo appunto a vedere il primo video, Dolomites Instinct. Istinto dolomitico, in pratica, ecco, tradotto in italiano, perché Mauro diceva stasera bisogna anche parlare un poco di italiano, anche se si deve comunicare sempre al di fuori, ma si deve anche parlare un poco di italiano. Quindi un video che è ambientato e parte al centro, proprio come soggetto, il campanile di Val Montanaia, che è un po' l'emblema delle Dolomiti friulane, quello che è stato definito l'urlo pietrificato di un dannato, quello che ha avuto i più strani del XXI secolo. C'è questa nuova visione, c'è questo nuovo approccio che ha portato un giovane a scegliere il campanile di Val Montanaia per compiere questo exploit, perché è la prima volta che si effettua una cosa di questo tipo, e vedremo di cosa si tratta, da un torrione nella nostra regione. Dopo questo filmato vedremo anche un filmato che ci introduce Mauro Corona, perché stasera cercheremo di fare un dialogo tra loro due, un dialogo inedito, non sapremo come andrà, sarà una sorpresa per tutti noi, non sapremo come dialogheremo, sarà su dei temi grandi, sarà sulla spiegazione di queste attività, ma intanto gustiamoci questi due filmati. Ringrazio solo, mentre la regia prepara il video, due sponsor fondamentali che hanno contribuito a realizzare uno dei cortometraggi della serata, che sono Elettrogamma, azienda di Conegliano, e Rifugio Corsi, che tra l'altro è appunto dato già un'anteprima di quella che è l'ambientazione del secondo cortometraggio. Buona visione.
Avevo 7 anni quando per la prima volta mi sono trovato a tu per tu con l'urlo di pietra. L'emozione che ho provato allora ha fatto nascere in me l'amore per la natura e la necessità di trovare una profonda connessione con essa. La passione e il desiderio di misurarmi con la mia mente mi aiutano a vincere la fatica e il freddo, mi aiutano a dominare la paura. Eccolo lì, siamo tu ed io. Voglio fondermi nella maestosa bellezza della natura attraverso ogni singolo respiro. Dopo anni di attesa e allenamento, è finalmente giunto il momento. Ho grande rispetto e amore per la montagna. Grazie per il privilegio che mi stai dando. Adesso ci sono, sto arrivando, con la mia mente e le mie forze, da solo. Sai Luca, il nostro amico sta lassù dalla creazione del mondo, sono milioni di anni, e fa il guardiano, vede passare il tempo, le stagioni, vede gli uomini invecchiare, i giovani a crescere. Sei stanco, Luca? Un po'. Porta pazienza che quello che vedrai fra un po' ti ricompenserà, vedrai. Lo spero.
Guarda che giornata. Con un tempo così rischiamo pure di divertirci oggi. Ah, bene. Vado. La prima annotazione che ha riguardato il campanile è stata la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1891, dove per la prima volta è comparsa la dizione Campanile de Val Montenae, con la quota esatta. Poi per parecchi anni nessuno ne ha più parlato. Negli ultimi anni dell'Ottocento parecchi alpinisti provenienti più spesso da Cadore. Ecco, chiamerei sul palco con me Mauro Corona e Marco Milanese. Ecco, allora due figure molto diverse fra di loro, uno giovane e uno meno giovane, entrambi, come abbiamo visto, legati al campanile, però noi dobbiamo partire insomma dal nuovo, partiamo da Marco Milanese. Chi è Marco Milanese? Marco Milanese nella vita fa la guida alpina, è un alpinista, ha un curriculum alpinistico notevole al suo attivo, insomma come scalatore, come salitore di cascate di ghiaccio, ha un curriculum diciamo tradizionale. Nel 2012 è appunto diventato guida alpina, ha quasi 30 anni
e da un certo punto in poi lui ci racconterà come c'è stato per lui un passaggio da queste discipline legate alla montagna più tradizionali, tra virgolette, a queste nuove attività, a queste nuove visioni, possiamo anche chiamarle, dell'alpinismo, anzi lui le chiama proprio così. Bisogna dire che fino a questa sera loro due non si conoscevano, però il contatto tra di loro è avvenuto è sorto in maniera abbastanza spontanea. Sorto in maniera abbastanza spontanea e inconsueta, cioè è nato proprio da parte di Marco che è andato verso Mauro. E allora io vorrei partire proprio da qui, vorrei partire proprio da un interrogativo di questo tipo, cioè come mai hai scelto di contattare Mauro Corona e di confrontarti con lui, di incontrarlo di persona? Sì. Intanto buonasera a tutti. Intanto devo dire che grazie ad Alberto anche è nata questo incontro, però inconsciamente è stata una connessione naturale tra una persona che ha fatto la storia dell'alpinismo friulano e ovviamente in particolare del Campanile di Valmontanaia, e la mia storia personale, che è nata anche qui alpinisticamente sempre in questo luogo, e però ha avuto un'evoluzione che avete visto dopo. Mi ha fatto piacere che a Mauro è piaciuto subito il filmato, perché può succedere, diciamo, mi succede anche tuttora, che diciamo alcune attività che faccio abbiano delle connotazioni non proprio pubbliche, nel senso, diciamo, non a tutti piacciono e non a tutti comprendono. E invece sono stato molto contento che Mauro da subito ha appoggiato questa, ma anche altre attività che vedremo dopo, e quindi diciamo un filo conduttore tra il vecchio e il nuovo, ma non mi piace chiamarlo così, diciamo meglio chiamarlo tra punti diversi di una storia, ecco. Punti diversi di una storia. Mauro, tu quando hai ricevuto questo messaggio da questo giovane di Remanzacco, che cosa hai pensato? Perché hai detto subito sì? Beh, pensavo sempre, intanto vi saluto, devo fare una premessa, ma rubo tempo al ragazzo che merita di averne. Sono legato a Sacile da antiche storie che mi stanno molto a cuore, ad esempio il ricordo di Renato Gaiotti, che mi ha aiutato a uscire dall'inferno facendomi scolpire una Via Crucis nel 76 o 75 addirittura, quando avevo 25 anni, e che qui nel Tempio di San Giovanni. Poi ho fatto una mostra anche di scultura in una chiesa sconsacrata, ma ho memorie nebulose, perché allora conducevo una vita piuttosto al limite. E poi il dottor Pasini, insomma, ho molte amicizie, mi lega anche una cosa pratica: avete la ferramenta più fornita del Friuli. Io vado sempre lì a pigliarmi le scorbie, attrezzi, perché io non frequento via Monte Napoleone a Milano, ma frequento le ferramente, motoseghe, scarpei, scalpelli, sgorbie. E poi, al di là di queste battute, Sacile è un po' come Merano, c'è tutto e al top. Dalla medicina, dall'ospedale, dalla cultura, e quindi sono molto legato, ecco, a questa cittadina. Beh, io pensavo sempre che scendere da una vetta fosse la cosa più facile, ma quando ho visto sto lancio qui ho capito che non è più facile scendere, è molto più facile salire. Ha detto mia figlia Mariana, che mi ha accompagnato qui stasera, perché la mia patente è sotto sequestro. Comunque e ho detto, questi ragazzi oggi invece io ho imparato molto dai giovani, devo dirvi la verità. Quello che ho imparato gli ultimi anni ho imparato dai ragazzi, dai giovani, che sono pieni di entusiasmo, coraggio, imprenditorialità di loro stessi, fantasia. E si dice sempre male dei giovani, no, sono molto meglio di noi i giovani. E quindi mi sono rifatto un po' a Chekhov, che diceva: bisogna agevolare in ogni modo i giovani talenti, circondandoli di affetto e facilitazioni di ogni genere. E quindi questi ragazzi
abbiamo molti giovani che si buttano via, li vedi per strada con sigarette, che magari fumano anche altre robe o si drogano e bevono, e vedere questi ragazzi che sono ancora la parte buona, non che gli altri non siano buoni, hanno solo perso il sentiero, ma vedi la parte buona di questi ragazzi. E prima si parlava lì mentre si mangiava un boccone di ma c'è il rischio, c'è il rischio. Guardate che quando Borges chiese la sua sguattera, la voleva interrogare sulla morte. Borges era una mente suprema a livello di Pessoa, Macedonio Fernandez, e questa sguattera analfabeta disse: dottor Borges, l'unica condizione per morire è quella di essere vivi. Quindi si sente dire ma rischiano questi giovani, ma non è giusto. Ma chi può dirlo che non è giusto? Se uno vuol camminare su una corda tesa per aria tra due cime, o se uno vuol fare i lanci, io penso sia anche una forma di ribellione contro questa società che li ha emarginati i giovani. Vedete l'ultimo caso eclatante di Poletti, meglio che se ne stiano fuori dai piedi, ma dai. Quindi la loro forma di sport estremo è anche un grido, è un richiamo ad attirare anche l'attenzione, oltre che la passione alla base che ci sta assolutamente, la passione personale, ma è anche un dire guarda che ci siamo anche noi, ecco. E quindi questo puntare il dito su certi sport e volerli proibire, poi torneremo su questo discorso. A me ha fatto piacere, ma ne ho aiutati tanti e sono venuto qui anche per una forma di, tra virgolette, non fraintendetemi, di sana invidia verso questa gioventù che oggi ha più possibilità di noi. Io ho 66 anni, più possibilità, anche più sport inventati nuovi, molto belli, anche rischiosi ovviamente. Io penso che le prime scarpe le ho avute dopo il Vajont, ecco, però non era che mi sentissi inferiore a oggi, la natura era quella e io ho fatto le mie scalate, le mie fughe dalla famiglia, perché lì mi sentivo protetto, io non ho conquistato nulla, stavo in questo ambiente perché lì potevo dire la mia e mio padre non poteva picchiarmi, non poteva legarmi al palo come faceva, non poteva, quindi io scappavo da una famiglia disastrata e mi trovavo in una grande famiglia che era la montagna, i boschi, le acque, i torrenti, e quindi io sono affezionato a questi ragazzi che, seppur in maniera diversa, perché sono passati 50 anni dai miei tempi, affrontano la montagna, la natura, le cose belle, anche rischiando molto. E quindi quando sento, come ho sentito i giorni scorsi, di proibire, ma trovagli un lavoro a questi ragazzi prima di proibire il loro sport preferito. Ma sarò capace di morire come mi pare o no? Se a me piace camminare su un filo, cammino su un filo. Tra l'altro si muore attraversando le strisce pedonali, nessuno ha mai proibito la traversata delle strade. Cioè, è paradossale. Sento un certo fiato di invidia, di fallimento dai vecchi che hanno potere e dicono è pericolo fare così, proibiamolo. Non si può proibire le cose, lasciate che questi giovani facciano, loro lo fanno con cautela. È ovvio che può succedere l'incidente, ma anche sul lavoro. È più di mezzo secolo che sento parlare che bisogna evitare gli incidenti sul lavoro, allora evitateli. C'è questa demagogia che sa di politica mal messa, mal distribuita. Ecco, allora questi ragazzi hanno tutta la mia ammirazione e anche un fondo di buona invidia di non essere più all'età che avrei osato anch'io magari fare qualcosina in più. Quindi incentivare, aiutare, sostenere questi ragazzi, almeno quelli che fanno sport, perché ce n'è pochi ormai. E quindi per me sono un esempio bellissimo, proprio bello, dolce, questi ragazzi, e che non hanno paura e che anche nella vita fanno il loro lavoro, non è che siano dei parassiti come nei vecchi tempi in America gli davano un sussidio. La grande arrampicata americana è nata perché c'erano quasi tutti disoccupati, spiantati, fannulloni, gli davano un sussidio, questi andavano nella valle di Yosemite e arrampicavano tutto l'anno, giorno e notte. Ecco, volevo dire questo, insomma,
di aiutare questi ragazzi e non puntare il dito a sono matti, ma è matto, secondo me, ma chi è sano allora? Chi è sano? Voglio capire chi è sano, se questi sono matti. Appunto, chi sono i sani e chi sono i normali, forse... Questa sera seduti in un teatro, in una città e che siamo al caldo, insomma guardiamo queste cose e proviamo un po' di adrenalina in diretta, insomma, a vedere nel momento in cui Marco stacca i piedi dalla cengia del campanile di Valmontanaia e si butta giù. Questo in pratica è uno dei 3 sport, delle 3 attività di cui parleremo stasera. Parliamo di base jumping, no? Base jumping, che base sta scritto base, è un acronimo, e aiutami Marco, la B sta per building, cioè per edifici, la A sta per antennas, cioè antenne, punti, insomma torrioni costruiti dall'uomo. La S sta per ponti, span, e la E sta per earth, cioè terra, il territorio. Quindi ci sono 4 modalità di approccio a questa disciplina, che è una disciplina che diciamo scaturisce direttamente dal paracadutismo, ma si evolve rispetto al paracadutismo perché appunto il paracadutismo prevede un lancio da un velivolo, da una macchina volante, tra virgolette, no? Ecco, tu hai cominciato, a parte che poi vedremo come ti sei avvicinato a questa disciplina, ma Mauro prima ha parlato di affrontare la montagna e ha parlato di immergersi nella natura. Io credo che in questo tuo, chiamiamolo exploit, possiamo chiamarlo exploit, in questa tua azione dal campanile di Valmontanaia, tu abbia voluto anche dimostrare questi 2 elementi profondamente, cioè la tua profonda immersione nella natura, tant'è che il campanile hai deciso di scalarlo in free solo, così si dice, cioè senza legarti con la corda, di fare tutto in autonomia e appunto di lanciarti. Tra l'altro tu ti sei lanciato verso che lato del campanile? Ovest. Verso la parete ovest, quindi hai fatto uno studio accurato, ecco, sì, ci sono questi elementi della libertà, sì. Ma diciamo che ovviamente questa idea è nata da tantissimo, da quando io per la prima volta ho scalato con mio padre la Grande di Lavaredo, la cima Grande di Lavaredo, che abbiamo salita per una via relativamente facile ma che dava direttamente sul vuoto, cioè sulla parete nord. Ho sempre avuto una calma nel guardare il vuoto e nel stare nel vuoto, come appunto dopo si è rivelata la mia vita di alpinista, però trovo nel saltare giù da una montagna e nel salirlo senza nessuna corda il punto più alto del mio alpinismo, nel senso che è la purezza fatta, è l'azione più pura che io personalmente, perché poi ognuno può avere le proprie idee su come salire una montagna ed è anche il bello della montagna che ognuno può farla, salirla o scenderla come vuole, però questo per me rappresenta lo stile più puro, semplicemente, e quindi salire e scendere il campanile senza aver toccato mai un chiodo o una corda, né fare una calata e salirlo e scenderlo in 20 minuti, 25 minuti, mi ha dato la possibilità di esprimere il mio concetto di alpinismo nella mia regione e in un posto dove non era mai stato fatto, e veramente mi ha riempito molto questa esperienza, insomma. Ecco, questo potrebbe essere un ottimo punto di contatto fra voi due, oltre al fatto che entrambi siete dei liberi pensatori. Anche tu ti definisci un libero pensatore sul tuo sito e Mauro non c'è dubbio che lo sia. C'è questo amore per la natura, che è un messaggio che continuamente emerge dai tuoi libri in tutte le forme. Tra l'altro tu ti consideri adesso più scrittore o più uomo di montagna? Cos'è che ti stringe di più? O più scultore? O... No, non mi reputo, io mi sveglio la mattina e sento cosa fare.
Devo dire che ho passato dei periodi dove ho timbrato il cartellino, quindi non potevo svegliarmi e fare quel che volevo. Ho fatto 5 anni di cava di marmo sul Monte Buscada, dove porterò questo ragazzo a fare un salto, che ho visto un bel posto che lui non conosce. Già parlato. Ne abbiamo già parlato. Quindi lì dovevo timbrare, ho fatto il manovale di terza categoria. Addirittura quando studiavo non al Don Bosco, Pordenone, a Udine, al Bertoni, mi avevano messo a infilare occhi per raggranellare qualche lira, era come una stanza dove era una fabbrichina di bambole, ma poco proprio come adesso fanno i cinesi a Prato, e io dovevo infilare gli occhi con un elastico, passarli dietro, vedevo queste belle ragazze che aprivano gli occhi, poi giravi, li chiudevano, cioè la gavetta l'ho fatta. Ora che mi posso permettere di alzarmi e sentire cosa sono, io sono quello che nasce ogni mattina, cioè, mi sveglio e dico ho voglia di scrivere, allora mi metto a scrivere. Scrivo una paginetta, 2, una riga, un pensiero che avevo la sera prima, oppure ho voglia di scolpire. Mi alzo e faccio un crocifisso, un volto di bambino, una donna, una Madonna, eppure mi alzo come ieri e ho detto ma oggi ho voglia di scalare le cascate di ghiaccio. E con mio figlio Matteo siamo andati su alla casera Bedin a scalare le cascate. Ora, gli ultimi anni che mi restano, mi posso permettere, sempre se la salute mi aiuta, e se no accetto quel che cade, mi posso permettere di sapere chi sono la mattina, e se ho voglia di scrivere, è per quello che sto perdendo gli amici, perché questi fanno programmi, quindi non posso dire domani si va a scalare, e se domani non ho più voglia non ci vado, e allora passi per mancatore di parola, per tirapacchi, allora mi sono dovuto isolare, ma nella stessa famiglia, cioè sono quello che nasce ogni mattina. La mia pensione non è andare in pensione, che non l'avrò neanche, ma non mi danno neanche la legge Bacchelli a me, che non la merito. Cioè non mi interessa la pensione, so quanto mi resta più o meno, sento quando il mio corpo comincia a dimagrire, e allora capisco e so cosa fare. Ma guardate che la vera libertà non è stare fuori di galera, è fare quello che vuoi, ma nel limite della regola, della legge e della natura. Ma fare quello che vuoi significa creare un dolore, un danno o addirittura un'insofferenza a chi ti sta vicino. E questo è il dramma che mi ha sempre... È per quello che sto diventando acido. E non è solo la vecchiaia, è proprio la coscienza di dire oggi ti invitano a cena, vieni, ma no, sto bene qua a guardarmi le gare di sci. E allora si offendono. Allora dovresti dire accidenti, perché ho proprio adesso che ho un impegno, mi ha chiamato il mio amico Gianni Pasini capite, devi mentire. Io che non voglio mentire, non me ne frega un tubo di venire a cena perché ho le gare di sci da guardare, e allora offendi la gente. La tua libertà è inversamente proporzionale al danno, all'insofferenza che rechi nel tuo prossimo. Detto questo, io adesso te l'ho detto, non sono né scultore né scrittore. Mi è accaduto di avventurarmi a scrivere, disse Borg, faccio quello che mi piace, e devo dire che rarissime volte ho dei dubbi in cosa mi piace fare in quel momento. Guardate, ho avuto molte vicissitudini, ma la chiarezza di sapere cosa voglio è stato un dono divino. Io so benissimo cosa voglio. E oggi sono venuto qui perché intanto mi piaceva conoscere questo ragazzo che mi ha sconvolto con quel salto. E dopodiché nella città che sento molto mia, molto amica, insomma. E quindi mi è piaciuto. Ma se scoprivo che non mi piaceva, dicevo no. Ecco, e dire no a volte, ti scavi la fossa, fai terra bruciata attorno. Ma bisogna avere coraggio di dire no. Vi ricordate poco tempo fa la campagna di Renzi? Io, per dire no, sì, io quello che volevo. Io ho esagerato in una TV, non mi ricordo qua, ho detto che bisognerebbe dire no anche sull'altare. Lei desidera prendere qui presente? No, preferisco, ma allora cosa è venuto a fare qui, ti dice il per dire no. Quindi imparate a volte a dire no. Allora è vero forse che nella vita non bisogna fare troppi programmi ed è anche vero che anche Marco
aveva fatto magari un certo tipo di programma e poi a un certo punto l'ha dovuto cambiare, perché anche Marco sa esattamente quello che vuole, perché tu cos'è che ti ha fatto passare dall'alpinismo tradizionale a queste attività nuove, moderne, che sono il base jumping, il volo con la tuta alare e poi vedremo l'highline? Ma allora, intanto sono convintissimo che le cose migliori che ho fatto in montagna con gli amici sono successe sempre per caso. Quindi, a parte questo, diciamo che il mio approccio a questi tipi di salti è frutto di un lungo percorso che è nato col paracadutismo, e questo paracadutismo è nato perché mi ero rotto il polso facendo slackline, tra l'altro, ed era l'unico sport che potevo fare che mi piaceva senza un polso, perché era il polso sinistro e per aprire il paracadute serve il polso destro, quindi eravamo a cavallo fondamentalmente. E ho iniziato questo lungo percorso che solo lontanamente pensavo mi avesse portato a questo. In realtà io l'avevo fatto perché mi piace vivere tutti gli elementi della natura. Avendo grande rispetto, voglio, come lo dico anche nel video, fondermi con la natura, e la natura è tutti gli elementi, quindi è la terra che si scala, è l'acqua, è la neve, è l'aria, e quindi mi pareva un ottimo modo per conoscere la natura, saltare e conoscerla veramente col proprio corpo, cioè sentirla sul proprio corpo, oppure con una vela sopra le spalle come il parapendio o la speedfly, insomma, come si vuol dire, insomma. Ecco, ma che differenza c'è tra... Cioè, che cosa si prova nello spiccare il volo in quel modo? Cioè, tu sei partito, dicevi, dal paracadutismo, quindi una cosa è fare un volo gettandosi da una macchina che si muove, e una cosa invece è decidere di saltare da qualcosa di fermo. E tra l'altro poi questo volo è durato pochissimo, perché magari raccontaci quanto è alto, quanto è stato alto, quanto è durato, quante volte l'hai provato? Allora, questo salto l'ho realizzato, quello da campanile, l'ho realizzato 2 volte, una la sera e una la mattina, perché le condizioni del vento erano quelle ideali. Il salto era di esattamente 151 metri, ed è curioso anche ricordare forse come ci sono arrivato, nel senso che era da veramente tanto tempo, da quando l'ho salito con mio padre per la prima volta tanti anni fa, che non ci tornavo. Ho voluto tornarci per, tra virgolette, regalare alla mia ragazza una bella esperienza che aveva sempre voluto fare, quella di salire sul campanile, ma a un certo punto gli ho detto aspetta che vado un attimo via, l'ho lasciata dietro un angolino e sono stato a fare 2 misurazioni, diciamo una piccola perlustrazione, e dopo ho scoperto il motivo. Cosa mi dà? Quello forse che tutti noi, adesso non so, non vorrei generalizzare, ricerchiamo, cioè dei momenti di, forse potremmo chiamarla pura libertà, in certi momenti, come nella scalata libera che anche Mauro conosce, o nel salto col paracadute, o nel volo, o nella slackline, nell'highline come in questa foto, ricerco degli attimi dove la tua mente è libera, e quando la mente è libera può creare e può anche conoscere senza, come dire, interferenze. Ormai viviamo in una società in cui siamo completamente immersi in informazioni, rapporti che ci inficiano un po' il ragionamento di noi stessi, cioè di provare a ragionare con la propria mente senza avere nessun condizionamento. E questi piccoli momenti mi rendono la mente libera, e quindi anche il mio corpo è libero. Però il momento in cui stacchi i piedi, cioè almeno già a chi ti guarda, è il momento in cui il cuore ti batte fortissimo, l'adrenalina va a 1000. Qual è il momento in cui l'adrenalina più... impari a dominare, hai imparato già a dominare perfettamente questo e non hai neanche più quel tipo di... Allora sì, su questa cosa dell'adrenalina ci tengo particolarmente a rispondere. Come forse alcuni di voi che hanno praticato per esempio l'arrampicata o altri sport sanno, l'adrenalina si manifesta quando si compie un'attività per la prima volta o per le prime volte. Dopodiché
la propria mente soprattutto, ma anche il proprio corpo, conosce quella sensazione e la ricerca, ma non per ricercare un'adrenalina, questo comunque parlo per me ovviamente, ma perché sente una connessione e una libertà di esprimersi in quell'ambiente, e in particolare quindi appunto nella montagna, che è unico, è una sensazione unica e non ha molto a che fare con l'adrenalina, ma appunto ha a che fare con il gesto, con la tecnica, con l'elemento in cui ci si muove, ecco. Quindi sì, nel momento in cui io stacco i piedi, poi dipende molto dai tipi di salti, cioè ci sono vari fattori, però diciamo che generalmente la mia mente è serena, cioè è tranquilla e a volte basta solo un 2-3 respiri per concentrarsi, ma poi viene tutto da sé, insomma. Poi l'urlo liberatorio è sempre alla fine, quando appoggi i piedi per sì, vabbè, diciamo che il primo viene quando guardi su e vedi la vela aperta e dici boh, tutto a posto, perfetto. Infatti c'è un mio amico che ha sulla vela sotto scritto "It's all ok", è tutto a posto, e quindi quando vede quello, bene. E poi ovviamente, certo, in questo caso poi del campanile la vera difficoltà era l'atterraggio, perché è uno degli atterraggi più tecnici che ho mai fatto, dentro un canale, tra un ghiaione, mughi, alberi, sassi grandi come frigoriferi. Quindi sì, diciamo che in questo caso lui è arrivato alla fine soprattutto perché era molto difficile, ecco, atterrare. Comunque il base jumping è come dire, un'attività che anche in Italia ha preso abbastanza piede. Non siete tanti in tutto il mondo, mi pare di aver detto da qualche parte circa 3.000? Sì, dicono, ma secondo me molti di più. Molti di più, quindi dichiarati ufficialmente 3.000. È uno sport ad alto rischio. Si può dire? Non lo so, su questo il concetto di rischio sarebbe... Esatto, il concetto di rischio è una cosa molto grande, ecco. Però sì, sicuramente è inutile legarlo, è un po' più rischioso di altri, però come tanti sport dipende uno molto come lo pratica, ovviamente. Anche la scalata potenzialmente è un sport pericoloso, ma scalare in falesia, quindi in pareti piccole con la corda dall'alto non presenta, cioè io lavoro tantissimo con i bambini e non mi sento di dire ai genitori che è uno sport pericoloso, perché non lo è effettivamente, se ovviamente si usano le dovute precauzioni, come guidare, anche guidare è pericolosissimo se uno non sa guidare, però se uno sa guidare forse sì, no. Ma il concetto di esposizione al rischio, Mauro, è un concetto che appartiene al mondo dell'alpinismo, no? Perché insomma, che cos'è? Che cos'è l'esposizione al rischio? Che cos'è? È un concetto relativo. Io posso parlare per la mia esperienza personale, non posso... Quello ovviamente che hai fatto tu, perché anche tu hai una tua... Anche tu hai arrampicato slegato. Ma sì, ma perché io ho dei problemi con me stessa, io per vivere ho bisogno di aver paura. Non mi piace cioè, quando torno da una scalata e ho avuto paura, perché anche ieri ne ho avuta, cioè io ho bisogno di aver paura, una paura ovviamente guidata, controllata, gestita, comandata, controllata, allenata, tutto quello che vuoi, ma c'è sempre l'imprevisto. Quindi io vado a fare le cose per aver paura, e la paura vinta, la paura nel mio caso, posso parlare solo per me, mi ha dato quella fiducia che non ho mai avuto, perché mio padre non me la permetteva avere fiducia in me stesso. Tu dovevi essere una nullità, punto. E quindi io volevo reagire e quando mi metteva fuori sulla parete della palazza per la giacchetta mi spingeva sul vuoto, mi diceva hai paura? Sì. Poi ho detto ma qui non posso andare avanti così. Io ho cominciato a scalare le pareti difficili non per la passione della montagna, la vera montagna per me è una camminata, sedermi su una cima, farmi il segno di croce, se ho voglia di fumarmi un toscano e stare lì. La montagna, la scalata estrema è stata per reazione, perché ho detto allora valgo qualcosa, ho fiducia in me stesso, che lui, mio padre, non si riusciva a fare queste cose, però mi spingeva fuori, mi diceva hai paura, non avrai mica paura, cioè ti diceva, devi dire di no. Quindi la mia scalata estrema è stata per vincere il vuoto, che era un vuoto non solo dell'aria o della parete, era il vuoto dentro, era il vuoto della mancanza della famiglia, era il vuoto... Poi cominciai con mio nonno, che era alto 1,96 m, come mio fratello che morì in Germania, anche lui morì in una piscina,
gli piacevano le montagne e morì nell'acqua, lo uccisero, pare. E comunque con mio nonno c'erano 2 gradi di difficoltà, ma anche con Beppino della Nara, Ottavio, i vecchi bracconieri, tutti alpinisti eccellenti, ma in forma di cacciatori. O era buon o era triste. Non c'erano i gradi 6A, 6B, 6C, quinto più, sesto grado, settimo superiore, oppure i gradi americani che ho conosciuto in California con Manolo, al Capitan 5-10, 5-11, o l'era buon o l'era triste, ma erano dei funamboli. Guardate che Beppino della Nara è passato in uno strappiombo con la motosega nello zaino e mano in tasca, ha fatto plaf. Io dietro, che si andava a buttare giù legna per fare la scorciatoia, si scendeva da 80 metri Io ho dovuto mettere le mani e arrampicavo già forte. Cioè la mia vergogna è stata tuttora che Beppino della Nara, alcolista, con la mano in tasca e la motosega nello zaino, ha fatto la giravolta di questo strappiombo e io ho provato, sentivo che andavo giù, ho messo le mani, no? Cioè, avevano dei gradi come gli indiani d'America che li mettevano a fare grattacieli, non avevano il senso del vuoto. E quindi è stata lì uno smacco, ho detto non sono dotato, però mi alleno e faccio queste cose, ma era veramente, quindi c'era buon o triste. Ma quando mi dicevano mio nonno sta attento che Uchille è triste, erano rogne. Cioè non mandavano un pezzo di corda da tenerti, o imparavi o andavi giù. Infatti alcuni sono andati giù. Quindi il rischio per me è stata una medicina, l'ho controllato, ho avuto anche qualche incidente, però io ho bisogno di aver paura. Cioè torno a casa la sera e questa è una malattia, non è un pregio, lo so benissimo, potrei stare bene, ho guadagnato anche qualche lira, sono diventato un vipino, neanche un vipino. Perché se vado a Cortina ancora non mi conoscono, ma accidenti, invece no, devo andare a fare, perché poi torno giù, apprezzo un panino, un bicchiere di vino, quando ho avuto paura e so che ero lì vicino, al limite, allora apprezzo gli amici, sono più pacifico, ascolto le chiacchiere, anche chiacchiere che non hanno senso. Eppure dico, ma forse ha senso quella chiacchiera lì del vecchio ubriacone al bar, del contadino, e quindi apprezzo tutto, perché io ascolto in quel momento con l'orecchio, ma dentro di me c'è il pericolo che ho superato, c'è il rischio che ho avuto, e quindi abbraccio la gente. A me ha insegnato questo il pericolo. Poi, insomma, lo si può anche poi monetizzare in pubblicità, in visibilità, chi non è preda di queste piccole vanità. Io sono stato il primo con Manolo a venderci le foto per un paio di scarpe, cioè la vanità di essere riconosciuti, che non è solo una vanità, diciamo, fine a se stessa e banale, è l'idea di dire guardate che ci sono anch'io, ce l'ho fatta senza costruire automobili o elicotteri come Augusta, abbiamo fatto anche noi qualcosa. E quindi sono molto a favore di aiutare questi ragazzi anche a emergere, perché si vive anche di queste piccole gratificazioni, chiamiamole. Guardate, c'è una leggenda che io amo reputare vera, ma non perché ce l'abbia con Messner, che sono molto amico di Messner, soprattutto delle sue idee sulla montagna, ma pare che un giapponese prima di Messner abbia scalato i 14.000 e non ha mai detto nulla a nessuno. Anzi, aveva tenuto dei diari che poi distrusse, qualcuno era rimasto che lo distrussero. Ora questa può essere anche una leggenda, una bufala, ma può anche essere vero. Cioè che quest'uomo andava su e giù di questi 14.000 perché gli piaceva. E questa qui, ma non credo che abbia fatto bene, cioè, ha fatto bene per lui se ha scelto così, per carità, ma se questi ragazzi hanno anche, non lo so, che una foto, che gli pagano una bella foto di quel salto lì e questo permette loro di produrre ancora altre cose nel loro sport, perché oggi non è che se non fai uno sport ricco, non è che questi li paghino a fare i salti così, di qui ci rimettono anche alla benzina, per dirvi. E quindi sono d'accordo a
anche a promuovere, a far vedere, a far sapere, anche perché la gente deve vedere queste persone che fanno le cose. Ecco, non vedo un peccato balzare agli onori della cronaca per aver fatto delle cose, perché possono incentivare qualcun altro a fare, non dico altrettanto, ma a mettersi a fare sport. Guardate che siamo collegati agli altri, non è che siamo 7 miliardi, ma siamo collegati agli altri. La mia scelta di fare lo scultore nacque dalla TV, la tanto vituperata TV. Il vecchio postino di Erto, Cipriano K, aveva la TV in bianco e nero, ce n'era due, una il dottor Gallo, che aveva sposato mia zia, e una Cipriano, e lì vidi a 24 anni un servizio in bianco e nero sull'opera scultorea che è quello che poi diventò il mio maestro, Augusto Müller. Quando io vidi quelle forme decisi di fare scultura. Capite che bisogna essere anche spinti, bisogna aprire il velo di Iside e vedere oltre qualcosa, far vedere ai ragazzi qualcosa oltre, perché il salto che ha fatto il ragazzo qui, Marco, incentiverà qualcun altro a dedicarsi allo sport, che forse non sarà quello, ma sarà intanto la scalata. Ovviamente ci sono sempre i sentenziosi che dicono è pericoloso, tu incentivi i ragazzi a farsi male, perché guardate che Cristo l'ha messo in croce, neanche lui è riuscito a mettere d'accordo l'umanità e li ha impiantato a 3 chiodi. Io ho scritto un libricino, guida poco che devi bere, perché i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri giovani bevono male, non sanno bere, si fanno male, Cosa ho ottenuto io da questo libricino? Sono stato messo all'agonia dalle madri, dai genitori. Corona insegna a bere ai nostri figli. No, sei tu che dovevi fare in modo che non si buttasse a bere. È mancata la famiglia lì. È mancato alla base. Non possiamo delegare le scuole a educare i nostri figli. Quando un papà urla alla mamma stai zitta, tu non devi parlare, altrimenti ti do un ceffone, il bambino cresce convinto che la mamma le si debba dare un ceffone quando parla. O quando urlano durante una partita in TV sporco negro a Balotelli perché non ha segnato il gol. Stiamo creando gente, questi bambini dai 3 ai 4 ai 6 anni. Ecco perché questi sono anche buoni esempi. Non dire insegna ai nostri figli a farsi male. Tu l'hai insegnato a farsi male, non noi. Mauro è sicuramente corretto, ma c'è anche alle volte il rovescio della medaglia, e come in tutte le attività c'è chi le pratica cum grano salis, cioè con cervello, con preparazione, perché poi richiedono una preparazione continua, allenamenti continui, tantissime ore di tantissimi lanci, devono essere almeno 200 se non sbaglio, più. Sì, dipende un po' di cosa si parla, però sì, diciamo per la tutelare, sì, per imparare a usare la tutelare, sì. Ecco, e quindi la tutelare è il secondo, diciamo, approccio a questo tipo di nuovi sport legati all'alpinismo, che Marco anche ha praticato e che si lega al base jumping, cioè si può fare il volo con la tuta alare sia da un apparecchio in movimento sia da una superficie di partenza fissa. Tra l'altro in Italia uno dei luoghi più famosi da cui si lanciano i base jumpers italiani, che sono in tutta una sessantina, anche questo non so se sia un dato corretto, quindi molto pochi, è questa montagna sopra il lago di Garda, no? Il Brento, il Monte Brento, che è un lancio alto 1200 metri. Sì, diciamo che è uno dei posti più famosi al mondo per praticare questo sport, perché è anche uno dei posti più sicuri al mondo. E quindi perché è sicuro? Perché la parete invece di essere dritta è concava, quindi molto strapiombante, e quindi c'è meno pericolo di, una volta aperto il paracadute, di andare a sbattere contro la parete. E questo ha fatto sì sicuramente che molti italiani iniziassero a praticare questo sport, ma anche che ci sia quasi un turismo legato a questa cosa, perché ogni mattina partono dai 2 ai 3 ai 4 taxi ogni 2 volte alla mattina e una pomeriggio per portare le persone in cima alla montagna. Poi bisogna camminare un po' e si salta giù. E quello che volevo dire è che proprio questo aumento numerico, questo paradosso che ci sia persino il taxi che porta su i saltatori, c'è
c'è effettivamente, bisogna dirlo, c'è un alto tasso di mortalità nelle persone che praticano questo sport, ed è il rovescio della medaglia a cui volevo arrivare, nel senso che è l'approccio sbagliato, no? È l'approccio anche mosso, tu dicevi accettare i soldi per fare un'attività, è l'approccio spinto dagli sponsor. Ci sono molti ragazzi che si lanciano questa attività in nome di perché leggevo che ci sono addirittura delle definizioni particolari, no? La proximity, il terrain, che sono la stessa roba, sì. Ah, è la stessa cosa? Sì. Cioè, più si va vicino al terreno, cioè più si rischia, più si alza la soglia di rischio, più i sponsor pagano. Sì, allora, su questo argomento è molto vasto, diciamo, però, allora, per quanto riguarda gli sponsor, sì, diciamo che gli sponsor che ci sono adesso e gli sponsor che magari aveva Mauro una volta è molto diversa, diciamo, la situazione. Ma in particolare per quanto riguarda la tutelare, sì, ci sono stati anche dei casi di morte proprio connessi a dei salti fatti per gli sponsor. Questo è un problema grosso di questo sport, della tutelare in particolare, che immagino tanti di voi abbiano sentito delle anche morti di quest'estate. È un discorso delicato perché ogni morte poi è a sé stante, ma in generale uno dei grossi problemi è non so come dire, overconfidence si chiama in inglese, eccesso di fiducia. Quindi, esatto, brava, il fatto che è possibile con la tutelare andare molto facilmente al limite, cosa che per esempio nell'alpinismo è molto più difficile, nel senso che nell'arrampicata e nell'alpinismo andare al limite, e parliamo di limiti di pericolosità, non limiti fisici, quindi di gradi di scalata, ma di pericolosità, quindi scalare slegato piuttosto che scalare con la corda, ma con protezioni molto, molto lontane che potrebbero portare anche alla morte tranquillamente. È molto facile, cioè arrivare sempre al limite e costantemente e per più volte al giorno è molto facile. Io paragono sempre un volo, come dicevi tu, di proximity flying, quindi di volare vicino al terreno, come per esempio potrebbe essere una Norderliger. Ok, per fare un paragone alpinistico, cioè è difficile che un alpinista faccia 2-3 volte al giorno la Norderliger, ok? E ogni giorno. È molto più facile che, grazie per esempio alle funivie che ci sono a Chamonix, uno faccia 5 salti a volare a 1 metro da terra piuttosto che scalare 5 volte l'Eiger. Ed è anche questo uno dei problemi per cui ci sono tanti morti, perché l'esposizione al rischio è costante e continua, cosa che nell'alpinismo non può esistere per problemi dovuti alle condizioni, al meteo, alla grandezza della parete, al tempo che ci si dedica per scalare una parete, e quindi questo e molti altri problemi che magari non affrontiamo qua è uno dei fattori, insomma, che influiscono su queste morti. Ecco, tu prima hai fatto un riferimento puntuale al fatto che i motivi per cui succedono questi incidenti sono i più diversi, e l'hai detto con cognizione di causa, perché uno degli elementi fondamentali di questi nuovi sport è il fatto che ognuno di voi documenta in prima persona quello che fa, e lo fa attraverso una GoPro, attraverso una telecamera montata sul casco piuttosto che da altre parti, eccetera, no? Quindi infatti esiste proprio una fatality list per i base jumpers, che è partita dal capostipite, da Patrick de Gaillardon, che è morto con un incidente per un difetto del paracadute, se non sbaglio. Insomma, vabbè. E per ciascuno di questi, in questa fatality list, che mi pare che sia di 300 persone, sì, abbiamo raggiunto i 300, che però parte dagli inizi degli anni 90, quindi, insomma, sì, si sa esattamente che cosa ha provocato l'incidente, perché è tutto documentato. Ecco, su questo aspetto e sui video anche ci tengo particolarmente a esprimere la mia opinione. Diciamo che innanzitutto, e qui parlo personalmente, la ripresa ha 2 grosse funzioni principali. Il primo nel volo, e si parla sia di base che di altri tipi di volo, è che impari tantissimo, perché attraverso i video
essendo che viaggiamo a delle velocità che sono vicine ai 200 km all'ora, è molto difficile imparare tutto quello che stiamo vedendo e immagazzinare così tante informazioni. Quindi intanto le riprese, e nel paracadutismo ancora di più, sono fondamentali per imparare e per migliorarsi. Seconda cosa, le riprese sono importanti anche in casi di problemi, quindi difficile che noi ci rendiamo conto di perché un paracadute si apre male, e invece con la telecamera dopo magari si è aperto male, poi abbiamo risolto il problema e siamo atterrati bene, però con la telecamera possiamo capire il problema. E cosa per me ancora più importante è che tanti dicono che ci si riprende per quasi egoismo, per mostrare, ok? Allora, intanto la mia non è una voglia di mostrare, ma una voglia di condividere. Ma a parte questo, nessuno si è fatto mai la domanda di perché uno fa le riprese di un matrimonio, no? Perché è una cosa naturale, perché nella nostra società le riprese, un momento speciale della nostra vita è un matrimonio, dico uno per dire. Ecco, cioè, questi per me sono i momenti speciali, e quindi perché io non li devo ricordare, e voglio ricordare ogni singolo giorno, ok? E quindi sì, questo aspetto delle telecamere è spesso traviato, ecco, diciamo, in generale. E poi si arriva al paradosso di, come dire, Armin Schmider, che è morto proprio in agosto dell'anno scorso, e la sua morte è avvenuta in diretta. La sua morte è avvenuta proprio in diretta. Sì, ecco, io mi sto lanciando, esatto, e poi... esatto. Beh, diciamo che sulla diretta, ecco, lì forse è più un fatto di mostrare, evidente, perché non te lo può... Cioè, se tu ti interessa per te, per tenertelo per te o per mostrarlo, una volta che l'hai sistemato, l'hai reso un prodotto che può ispirare o che può suscitare delle emozioni, è diverso dal fatto che riprendersi in diretta, e infatti dopo è successo anche l'incidente, quindi sì, diciamo che non è una cosa che mi piace, che mi pare, ecco. Però questo è un elemento, se ci pensiamo, anche molto diverso da quello che era l'alpinismo una volta, no? Una volta l'alpinismo era qualcosa che si svolgeva nascosto, lontano dagli occhi di tutti, indocumentabile, perché era anche poco facile fare fotografie, al massimo appunto si facevano le fotografie, ed è anche per questo motivo poi che è nata la cosiddetta letteratura di montagna, no? L'alpinismo è nato grazie agli scritti degli alpinisti e ai récits d'ascensione. Oggi invece è molto più facile documentare quello che si fa, lo si riesce a fare anche in diretta, per cui si può parlare da un lato sia di spettacolarizzazione, no? C'è questa componente, sia però, come hai detto tu, anche di un desiderio di condivisione. Mi piace questa cosa che tu hai sottolineato, che è un elemento, diciamo, comune in tutte queste attività. Cioè, voi siete pochi, siete una comunità internazionale, in fondo vi conoscete, avete i contatti, ecco, e condividete in questo modo da vicino, perché mostrate le immagini attraverso il web, condividete la vostra esperienza e diventate una comunità a tutti gli effetti. Sì, però se ci pensiamo, alla fine il sistema di Mauro Corona del condividere con degli iscritti è uguale al mio, cioè è solo uno strumento diverso, ma dato dal tempo, perché anch'io prima che esistesse la GoPro scrivevo su internet degli articoli, o avevo creato un blog per raccontare il mio percorso da guida alpina, per condividere, e perché io anch'io in prima persona ero stato ispirato da degli iscritti che avevo letto, anche di Mauro Corona. Adesso io ai miei bambini, quando io gli insegno ad arrampicare, uso il libro delle Voci del Bosco, che dopo tra l'altro ti devo far autografare, perché raccontano gli alberi con delle personalità, per esempio, e quindi è un modo di condividere, in questo caso un aspetto della natura, con delle parole, e nel 2017 le parole ormai, soprattutto per i giovani, sono diventate noiose e poche persone leggono. Anch'io mi metto dentro questa schiera, nel senso che io leggo, e ho letto tanto soprattutto di alpinismo, tra cui ovviamente anche i libri di Mauro, però per poter trasmettere qualcosa il video sicuramente adesso è lo strumento più rapido e più dove arriva diretto al punto, no?
Ho una curiosità che forse sembra non c'entrare tanto, ma tu sei, da ragazzo hai praticato il rugby. Sì. Il rugby è uno sport di squadra molto più sano rispetto al calcio, possiamo dire, no? Decisamente. Ecco, Solo perché girano meno soldi. Quindi. In questa, cosa potrebbe legare, cioè che cosa hai perso del rugby o che cosa hai portato dal rugby in questi nuovi sport? Allora, sicuramente dal rugby ho portato la professionalità, tra virgolette, perché ero arrivato, diciamo, a un livello in cui mi allenavo molto. Ho portato questa professionalità nell'allenarmi nella scalata. Io circa pesavo quasi 100, anzi forse anche più di 100 kg quando giocavo a rugby e dopo nell'arrampicata ovviamente nell'intensità di allenamento ho perso anche tutti questi chili. Ma l'altro aspetto importante è che mi manca è il contatto fisico di uno sport come il rugby e la squadra, che però ho sostituito con adesso negli ultimi anni così viene chiamata tribù e mi piace molto questo nome, ed è la tribù dell'highline ed è come dire, una connessione che spesso trapassa barriere chilometriche, perché non ci sono molti praticanti dell'highline come nel rugby, però ci si sente, c'è questo sentimento comune quasi di fratellanza, per cui, che una volta c'era anche nella scalata, per cui se io voglio andare a praticare highline a Verona per esempio, che c'è un posto bellissimo, oppure in Dolomiti eccetera, potrebbe essere facile che io scrivo semplicemente su Facebook a un praticante di un highline della zona, un local, e lui mi ospita a casa. Quindi ho sostituito questo spirito di squadra con una tribù che in realtà è molto più grande. Mauro, in merito allo spirito di squadra nell'alpinismo, oppure se vuoi più dire qualcosa sul discorso della spettacolarizzazione di queste attività moderne. Ma guardate che, l'ho accennato prima, c'è sempre stata una forma di spettacolarizzazione delle cose che fai, ma pensiamo a Bonatti, faceva le scalate con la telecamera al seguito, con l'elicottero, cioè non è una forma solo di esibizionismo, ma perché non si deve fare, io mi chiedo. No. Ai miei tempi, se dicevi che andavi a arrampicare, venivi tacciato come deficiente, si doveva fare, hai accennato prima tu, si doveva fare tutto di nascosto, perché lo sport dell'arrampicata era da imbecilli, poveri diavoli, quindi si andava a scalare di nascosto col casco della moto, perché sapevamo anche allora che venivano giù le pietre, mosse da ancora. Cioè, la spettacolarizzazione non è altro che una forma, ma allora chi è senza peccato? Cioè, è una forma di fragilità, chiamiamola, fragilità. Solo quel giapponese, ammesso che sia esistito, ha fatto le cose in segreto, altrimenti è una forma, come ha detto anche Marco, di condivisione, di dire anche guardate che anch'io ho fatto qualcosa, non è una vanità soltanto, è anche un cercare di stare a galla. Ora non voglio introdurmi nei terreni minati della psicologia, ma a me non vedo un peccato, un dramma, vorrei invece tornare sul discorso della morte, no? Ma sentite, ma credo che tutti qua dentro si rendano conto che si muore dappertutto, no? Si muore anche sui divani, allora non ci si può più sedere neanche sul divano. Cioè, torniamo alla sguattera di Borges, ognuno è libero, deve essere libero di praticare ciò che lo gratifica, ciò che lo fa sentire vivo, ciò che lo fa sentire o uscire quantomeno momentaneamente dal senso di fallimento, dal senso della vita fallita, dell'inopportunità di stare al mondo a volte. Quindi la gente fa delle cose. E quanti muoiono anche sul mare, in barcavela, sul lavoro, sulle strisce pedonali, di malattia. Cioè, siamo qui con una durata, no? E non c'è un editore, la nostra vita è come un romanzo, ma non c'è un editore che ci fa la seconda ristampa. Diceva Ernesto Sabato, la vita si scrive in brutta copia, non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella. Allora ognuno è libero, è per quello che io ho paura di chi
può decidere che perché lui non gliene frega niente di fare quello sport, lo vorrebbe proibire, campando l'idea che si può morire. Ma allora proibisci tutto. Perché se cominciamo a proibire l'idea che si può morire, dobbiamo proibire anche le nascite, perché una volta che uno è nato è morto. È questo che mi fa paura, di chi decide, come l'ultima sentenza lì nel Bellunese, nel Veneto, questi ragazzi che camminano sul filo, ecco, lasciate che si divertano, ce ne fossero di questi ragazzi sportivi, visto che la gran parte si butta via nella droga, nell'alcol, nel disfacimento, di nessun più. No, è pericoloso, bisogna proibirlo. Il proibire è l'idea geniale dei falliti senza idee. Non me la cavo, non so che pesci pigliare, proibisco. Intanto mi cautelo. No, non si può. Morire è inutile, lo so che si rischia. Quello il tuo amico Liarmi lo conoscevo benissimo. Era sempre lì a Misurina, cioè si muore, capiterà anche a me, forse a tutti, come dice. A me io preferisco morire di un accidente, magari più tardi possibile, ma non tanto tardi, non tanto tardi. Non voglio procrastinare molti secoli o molti anni, però preferisco, non so, senza essere un seguace di Nietzsche o di Guido Lammer, ecco, o di Guerra e Pace, vide accanto a sé una bandiera ed esclamò: ecco una bella morte. La morte non è mai bella, ma piuttosto che star lì con accanimenti terapeutici e sforzi e canucce, preferisco un bel salto da qualche parte. Questa è la mia... Mi dispiace dover... Il problema è che siamo non succubi, che è una parola sbagliata, siamo in balia di chi decide, e quindi certo certe cose vanno proibite, non lo so, in certe zone di montagna dove c'è silenzio, ci sono i cosi, andare col motocross, però io non ce l'ho con chi fa motocross, poverini, perché se quelli che praticano il motocross hanno la stessa passione che ho io di scalare, li capisco benissimo. Allora scegliamo delle zone e lì posso anche capire certe proibizioni, ma tu mi chiudi una montagna perché nidifica. Allora vi racconto una roba: quando arrampicavo lì a Erto c'era il falchetto che noi chiamavamo il pierefila, il nibbio, come si chiamano, ma qui a Sacile se ne intendono di questi volatili, ecco. Passavo su ogni giorno e la mamma e il papà imbeccavano i pulcini, ma se io avessi detto che lì c'era il nido, ecco che vengono gli zelanti, bisogna chiudere la palestra. Invece lì i pulcini si sono involati, no? E mi salutavano. Però se tu dici, perché c'è tanta teoria e poca pratica. La teoria, lì nidifica la poiana, proibiamo. Ma sapete quante poiane ci venite su in settembre che vi beccano sulla testa? Cioè questi dottori fatti solo sulla carta e niente pratica, che proibiscono. A me le proibizioni non sono mai piaciute. Si può convivere. Le stelle alpine della Palazza ai Prati di Carmelia le falciavano 40 giorni di fienagione. Adesso se tocchi una stella alpina sulla Palazza vai in galera. Lì falciavano. E perché falciavano? Perché poi avevano perso il seme e rinascevano le stelle alpine della Palazza, dove mi pare che Pasini l'ho anche portato. Quindi no, allora non si può toccare le stelle, si aggrappano a questi ragazzi che fanno il loro sport nobile e bello e da esempio, si aggrappano lì e non guardando poi quello che si fa in giro, distruzione dall'Amazzonia al mare inquinato. Veramente l'uomo, mi diceva il vecchio Celio, grande filosofo ubriacone, dove arriva l'uomo, caro Mauro, sporca l'acqua. È questo che temo io. L'autorità preposta a proibire, per mancanza di cosa? Di idee, e con l'invidia sotto il sedere. Sì.
Mauro ci consente adesso di traghettarci verso il terzo contenitore e anche il secondo filmato che presenteremo, perché ha tirato in ballo questo argomento caldo di cronaca di questi giorni, insomma, che ha visto protagonisti dei ragazzi nelle Dolomiti Bellunesi, verso i quali si sarebbero scagliati le critiche di chi vola, soprattutto del soccorso alpino, insomma di chi dovrebbe passare attraverso le guglie per inceppare in queste fettucce tese. Allora, prima tu hai citato anche Bonatti, sul sito di Marco Milanese la frase guida di presentazione che hai scelto è proprio una frase di Bonatti che dice: chi più in alto sale più lontano vede, e chi più lontano vede più a lungo sogna. Però qualche volta tu, oltre a salire, vai anche in orizzontale, e in orizzontale ci vai proprio sulla slackline o sulla highline, che è praticamente una slackline portata ad alta quota. Io qui devo arrendermi, va bene? No, capisco questi linea termini. molle, vuol dire linea molle. Sì, ma linea molle ne so qualcosa ormai, però... Ecco, per chi non sapesse di che cosa si tratta di una fettuccia di pochi centimetri di larghezza sulla quale si cammina, fettuccia tesa, più o meno tesa, e a seconda di quanto è tesa poi più o meno difficile. È meglio uscire d'impaccio qui. Melania, cavati da questo impaccio. Vabbè, adesso ci aiuta Marco. Vabbè, allora, ci aiuta Marco. Allora, sì, si riferiscono a questa polemica che è nata appunto nelle Dolomiti Bellunesi da questo sport che ho iniziato a praticare un po' di anni fa, che sì, in realtà tutti questi sport che noi continuiamo a chiamare sport, non mi piace tanto chiamarli sport. Attività? Sì, ma in realtà tutti hanno un filo conduttore che sono tutti uno stile di vita, in realtà, è come l'alpinismo, sono molto simili. Ma vabbè, a parte questa parentesi, fondamentalmente delle persone che, ricollegandosi alla tua frase di Bonatti, probabilmente non sono mai salite così in alto perché non hanno visto le cose, hanno tentato, diciamo, attraverso giornali o consiglieri comunali o regionali, di proibire un'attività che è appunto questa dell'highline, che consiste nel camminare su una fettuccia tra due picchi, tra due montagne. E in realtà è una bolla di sapone, perché io, dopo che sono successi tutti questi articoli, e il problema era che lo volevano vietare perché l'elicottero poteva, senza vederlo, incappare in queste fettucce e cadere. Vanno segnalati, esatto, come tutto non si bisogna proibire, ma basta mettersi d'accordo. E così è stato, nel senso che dopo tutti questi articoli, e senza che... ci sono stati degli incontri anche col soccorso alpino senza che venisse interpellata la stampa, e io semplicemente il 31 dicembre volevo fare un highline, poi in realtà non l'ho fatta, però volevo farla, ho chiamato il soccorso alpino e con tutta complicità mi hanno detto: non c'è nessun problema, dateci le coordinate GPS e potete svolgere la vostra attività come volete. Quindi in realtà questa polemica ha solo l'aria di una lotta tra politicanti e giornalisti e non di un vero problema reale di un'attività che noi svolgiamo, ecco. Però anche questa è in forte diffusione, in forte espansione, e tu l'hai portata in alta montagna, nelle nostre Alpi friulane. Sì. Allora, vorrei un attimo parlare di questa attività, perché è un'attività che pratico molto, ma che mi lega anche moltissimo all'alpinismo, perché sto notando sempre di più una storia quasi uguale. Nel senso che questa attività è nata, il camminare sulla fettuccia, è nata in America, tanto succede sempre tutto là, e gli alpinisti che scalavano gli Yosemite hanno iniziato a farla in mezzo alle pareti. Dopodiché in Italia si è presa questa arte, e in Europa in generale, e si è iniziato a praticarla.
La similitudine che vedo molto con l'alpinismo è a parte la storia dell'alpinismo e dei nuovi mattini, cioè la trasposizione di tutte le conoscenze che sono state applicate nell'arrampicata in Europa 10 anni fa, 10 anni dopo, quindi circa negli anni 70, succede nell'highline, quindi tutte le pratiche sono state adottate anche da noi e mi sono un attimo ingarbugliato. L'evoluzione dell'alpinismo che applichi all'evoluzione dell'highline. Sì, eccoci. Al momento noto questa somiglianza perché si cammina sulle fettucce, sulle highline, sia in bassa valle che in alta montagna, chiamiamola così. Ed è un paragone un po' come le falesi di arrampicata e l'alpinismo, ok? Ed è per questo che io ci tengo particolarmente a dire che secondo me l'highline è un'assoluta evoluzione dell'alpinismo, perché le tecniche, le pratiche sono le stesse, si arrampica spesso e volentieri delle guglie, quindi si fanno delle vere e proprie vie, addirittura mi è capitato anche di aprire delle nuove vie per fare delle highline. E poi ci vogliono una serie di competenze, di un bagaglio di competenze molto grosso per costruire anche questa fettuccia, perché sono delle piccole opere di ingegneria. E quindi cosa succede? Che in bassa valle ci si allena anche a camminare linee molto lunghe e dopo si trasporta questo in montagna. È come quando ci si arrampica in falesia per allenarsi, per poi andare a arrampicare in alta montagna. E quindi questo tirare delle linee fornisce solo una prospettiva e degli orizzonti nuovi in terreni dove anche in Friuli si è scalato ogni centimetro di roccia, e invece di continuare ad aprire l'ennesima via, la 5.000.000esima via che si è aperta sulle Alpi, cerchiamo di concepire semplicemente dei nuovi spazi dove poter esprimere la nostra gioia nel vivere la montagna e nel stare guardare in alto e sognare, come appunto parlava di Bonatti. E in fondo questo è un po' un cambiamento di prospettiva, ed è un cambiamento di prospettiva che ha portato anche gli organizzatori di questo festival a pensare di veicolare attraverso questa attività, questa arte, questo sport, chiamiamola come vogliamo. I veri highliners la chiamano arte, tra l'altro, la considerano un'arte questa di tracciare le linee in orizzontale. E ha fatto sì che promuovessero, grazie all'attività di Marco, anche il nostro territorio. Io proporrei adesso di vedere il secondo filmato e magari poi lo ricommentiamo assieme. È un filmato ambientato nelle Alpi Giulie. Sì, allora magari lo presento un attimo. A parte che a Sacile l'anno scorso e probabilmente anche i prossimi anni c'è stato il primo vero meeting di highline italiano e urbano, quindi tutta la città era piena di fettucce, questo grazie sicuramente ad Armin, ma anche ad Alessandro De Miglia che è qua, e che ringrazio perché porta questo sport anche in città e permette di far conoscere alle persone quello che pratichiamo, oltre al fatto che ci divertiamo un casino. Allora, questo video che presentiamo è un video che avevo girato praticamente quello che considero la mia seconda casa, perché è ambientato al Rifugio Corsi, quindi ai piedi dello Iofuart, nelle Alpi Giulie, quindi cambiamo lato del Friuli. Ed è nato, questa linea è stata una delle prime che sono state fatte in Friuli ed è la mia prima vera che ho montato e ho costruito. E quindi ci tenevo a fare un bel video grazie ai potenti mezzi disponibili qua a Sacile, e racconta una piccola storia e vi farà vedere sicuramente degli scorci unici di questo. Diciamo come si intitola? Si intitola Borderline, certo, linea di confine. Si chiama Borderline proprio perché lì quasi esattamente dove è stata fatta la linea, penso forse 20 metri più verso il passo degli Scalini, c'era il confine tra l'Austria e l'Italia nella prima guerra mondiale.
e questo aspetto, diciamo, è un aspetto che in un altro meeting molto importante, che è il meeting di Montepiana, è stato spiegato molto bene, ed è un concetto che ci piace condividere, cioè che spesso queste linee sono fatte in posti dove c'è stata una guerra, cioè dove c'erano delle linee che separavano, e adesso invece noi costruiamo delle linee che uniscono due picchi e uniscono anche persone e che creano gioia e non dolore. Quindi questo è un po' il senso. Condividere certi momenti rafforza quel legame chiamato amicizia. Quella mattina eravamo pronti per un'altra memorabile avventura. Immersi nel nostro ambiente preferito. Nella natura ancora incontaminata e selvaggia, dove l'accoglienza di un rifugio ti fa sentire come a casa. Ai piedi dello Jorfuart, il rifugio Corsi offre uno dei balconi più belli delle Alpi Giulie. Oggi cammineremo su un highline, quello che per noi rappresenta un nuovo stile di alpinismo, un modo diverso di esplorare e di trovare l'avventura. Laddove si è arrampicato ogni singolo centimetro di roccia, ora concepiamo nuovi spazi e prospettive. Condividere queste emozioni con gli amici è unico, pura magia. Spesso immagino che le highline siano un ponte fra cime che rappresentavano fronti e confini e che ora raccontano storie di libertà.
Bene, bellissimo, grazie, veramente molto bello questo filmato, grazie per questi sogni che condividi con noi, che condividete con noi, entrambi in un certo senso. Mauro, ti è piaciuto? Sentivo un bel commento. Mi è piaciute anche le parole, no? Di questa cucitura, questo punto di sutura tra due montagne, oggi che si tende ad innalzare muri e a mettere reticolati. Credo che queste linee colleghino due realtà separate, due posti che non si toccano, ed ecco che questo ponte esile alla larghezza di 2 dita però è un collegamento, è un ponte. E mi sono piaciute anche le parole del ragazzo, vedete che io ho imparato molto dai giovani, sinceramente, perché vedono più lontano di noi, anche se sono giovani, e non hanno queste pastoie ancora che ancora noi, queste ruggini che ci frenano, che ci bloccano. Vogliono unire le realtà. Un ponte cos'è se non un punto di sutura tra 2 sponde separate? Ecco perché anche il Papa ha detto costruire ponti e non muri o reticolati o separazioni. Questo simbolicamente è una bella cosa, no? 2 cime lassù, soprattutto in quelle zone dove a pochi metri c'era l'Austria, c'era il cosiddetto nemico di chi? Eravamo anime, eravamo fratelli. Sono stati altri a decidere che un gruppo deve picchiare gli altri, soprattutto i generali che se ne stavano laggiù nelle tende in pianura, al sicuro, al calduccio. Quindi a maggior ragione sono un bel esempio questi ragazzi. Sento spesso parlare dei giovani che non hanno valori, ma dove? Dove? Prima quasi facevo una discussione, una volta che? Eravamo meglio una volta. Io, mio padre, mio nonno, che esigeva il voi dalla moglie e l'ha ceccata, l'ha orbata con un tizzone mia nonna perché gli ha risposto male. Ovviamente c'era anche gente per bene, per carità, ma non è che si fosse meglio, eravamo costretti o indotti a certi movimenti, a certe scelte, soprattutto dalla necessità. Però non è che vedo anche su da me, perché io devo parlare della mia esperienza e del mio posto, non vengo qui a fare sentire, anche su da me sento una forma di invidia di questi anziani come me, perché a 66 anni penso che si possa passare nella categoria anziani. Ecco, sento una specie di invidia a questi giovani, una volta, ma una volta che? Dove eravate migliori una volta? Ditemelo. C'è stato sempre il bene e il male, il giorno e la notte, l'amore e l'odio, la vendetta, c'è stata la storia. Quindi quando sento parlare male dei giovani di oggi, certo hanno un'altra dimensione, sono tutto il giorno lì con l'Ippon, come si chiama? Se aveva saputo mio nonno l'Ippon, l'avrebbe usato e come? Diciamoci la verità, sono epoche diverse. E solo gli sciocchi paragonano l'allora al giorno d'oggi. Chi pensava anni fa di camminare su una striscia legata? Anzi, ti faccio una proposta, se non ci arrestano, ne tendiamo una, però passi tu dalla diga del Vajont, attraversiamo la diga del Vajont, che era un vecchio progetto di armi. Questo dovremmo parlarne anche con Ale. Te la tiro io la striscia, te la tendo io la striscia, poi va arrangiato. Capite? Questa idea, ovviamente questa idea che eravamo migliori gli anziani una volta che c'era anche la vita, ma non è che più sì nell'alpinismo dice se io avessi avuto gli spit l'ho conosciuto Ignazio, sono anche stato vicino, mamma mia che bella persona, e proprio i tanti, da Roberto Sorgato che adesso è malmesso lì, cammina in carrozzina, però c'è un declino. Per quello che ti dico e dico a tutti i ragazzi, la vita non ha una seconda ristampa, quindi nel modo naturale, più possibile naturale, ovviamente non si può, perché la vita ha una sola non c'è una ristampa della nostra esistenza, si debba fare scelleratezze, ma perdere tempo
È per quello che ammiro sti ragazzi, non perdono tempo, si mettono in gioco e rischiano pure. Ma guardate che il peggior delitto, peccato è quello di perdere tempo. Guardate che io ho conosciuto amici miei che non ci sono più, morti alla mia età, anzi un anno più giovani, plurimiliardari. Ma smetti, che fai? Non si può, cioè erano entrati nell'ingranaggio convinti di avere 2, 3 vite, 4, non lo so. Qualcuno mi parla della reincarnazione, no, non mi interessa. Intanto sto qui e me la godo, ma non facendo scelleratezze, vivo naturale, e qui si entra in un meccanismo che puoi far danno agli altri, perché se tu persegui la tua vita sempre nella fede, chi ce l'ha, ma sapendo che ne hai una solo, allora se io domani ho voglia di andare a scalare, perché non devo andare? Allora la moglie ti dice chi per essa, perché ci sono anche altre mogli, ce ne sono dappertutto, insomma, e ti dice bisogna andare lì, ma vacci tu lì. Io ho passato un periodo brutto, qui c'è Don Renzo che abbiamo fatto 2 volte messe sul campanile di Montanari, io che ricchetto, guardate, la blasfemia. E quest'anno compie 70 anni Don Renzo, voglio tornare sul campanile a dire: messa, se ce la fai, tiro io su un gruppo e mi dai anche i calici, ma aveva dato il vino in cima, non ce n'era più. Fortuna che aveva messo via una boccia per fare, sapeva con chi aveva a che fare. Ecco, questa idea di perdere tempo a fare ciò che non piace, diceva un vecchio samurai, 1716, la vita è breve come un sogno, Yoko Yamamoto, e spenderla tutta a fare ciò che non piace è pura follia. Io ho questi amici 2, non posso fare i nomi, ma proprio amici cari, miliardi come noccioline, molla tutto, c'hai figli, lascia delega, come diceva Pessoa, abdica, siediti al sole, sii re di te stesso, non si può. Come non si può? Ma gli piaceva andare a caccia, a scalare, insomma, eravamo compagni di merende, ma non si può. Come non si può? Alla fine, malattia incurabile. Ha cercato di catturare vita con le unghie, sgrafava, grattava con le... Non ne hai più, gli ho detto io molto cinicamente, perché sono un bastardo io. Non ne hai più, ce l'avevi. Capite che abbiamo una sola occasione, quindi nella naturalità del coro bisogna fare le cose che piacciono, perché ci hanno indicato i nuovi faraoni, che non sono quelli imbalsamati nell'antico Egitto, i nuovi faraoni sono quelli che ci hanno reso eroinomani di oggetti e quindi di spesa. Ragazzi che fanno la fila alle 3 di notte per cambiare l'iPhone, che ha le stesse robe, qualche trucchetto in più ovviamente, ci hanno reso eroinomani di oggetti e ci sentiamo defraudati. Per quello mi piacciono sta gente che con un pezzo di filo e a piedi scalzi si divertono. Ci hanno reso eroinomani di oggetti, nel senso che un ragazzo, un giovane, si sente umiliato, defraudato della propria personalità. Qui tocco campi che vanno un po' fuori, della propria personalità, della propria bellezza, gioventù, la salute, perché non ha l'auto di un certo tipo. Si vergogna. D'altronde anche ragazze, l'ho sentite io, non è che che figo quello perché c'ha la Porsche. Ma dov'è figo? Ma bisogna smantellare queste robe, questi ci stanno provando, le nuove generazioni, per quello li ammiro. Con cosa esco stasera? Ho visto signore a stare 2 ore lì indecise, ma essi nuda. Se no essi vestita di qualcosa. Questo no, e poi avanti. È una follia. Schiavi di noi stessi. Schiavi di noi stessi. Essi con la tuta, con gli scarponi. La personalità non sta nell'abito, anche se oggi l'abito fa molto il monaco, non il monaco, fa il cardinale addirittura. Quelli che si trovano le case vista Colosseo a 700 metri qua, Don Renzo, sta attento, Ecco, ma non è il tuo caso. Quindi, detto questo, questi ragazzi vedo dalla distanza della mia età che stanno aprendo
stanno aprendo con grande fatica ma con costanza, goccia dopo goccia, stanno aprendo un'era nuova, dove non si bada più a quello che hai di esibizionismo come l'automobile, ma alle cose da fare, alla libertà loro. E questo è un buon segno, come capitò nel 68, che purtroppo naufragò malamente dopo, ma fu un inizio quello, e credo che adesso loro stanno nello sport e nella vita di ogni giorno, stanno iniziando un timido ma molto bel 68 e molto meno violento. Quindi si può dire esci e vai in montagna, no? Sì, decisamente. Ecco. Potremmo anche chiedere a voi di uscire con qualche domanda, magari se avete qualche curiosità da chiedere a Marco Milanesi o a Mauro Corona prima che chiudiamo, con un po' di coraggio. C'è qualcuno che ha una domanda? Bisogna rompere, ci vuole quello che rompe il ghiaccio, che sono sicura che c'è, o siete stanchi? Troppo facile essere un cane sciolto? Ma non sarebbe il contrario, scusa, cioè è più facile essere un cane sciolto se non hai la famiglia. No, ma se ho capito bene. Se hai la famiglia non puoi essere un cane sciolto. Beh, ma può esserlo dentro, cioè non serve... Io ho avuto ho cresciuto, dipende da ognuno di noi, dove è scritto che non si possono fare, lei non le può fare, qualcun altro le può fare. Io ho cresciuto 4 figli, li ho fatto laureare, li ho comprato una casa e non mi sono sottratto alle mie passioni. Ho bilanciato una cosa essere papà e una cosa essere... Questa è la regola dei vecchi. Siccome ti sposi non puoi più andare neanche a fare la pipì. Ma dove sta scritto? Si può benissimo bilanciare le due cose. Allora lei faccia quello che vuole e io faccio quello che mi pare. Chiedete ai miei figli se le è mancato qualcosa, nel senso di affetto e neanche di mangiare. A me sì è mancato. Che cosa sono queste sciocchezze? Che una volta sposati che hai famiglia non puoi più fare niente. Invecchiare lavorando, mettendo via scheo, lira su lira. Questi qui, la scardinata sta facendo, caro signore. Anche perché... Prego? Ma cosa significa? Mi spieghi cosa... Dagli un microfono a quell'uomo lì. Cosa significa responsabilità? Cosa significa? La responsabilità, l'ho detto prima. Qual è la responsabilità? Mi spieghi in poche parole cos'è la responsabilità familiare. Perché le parole sono pallottole, non vanno sparate a casaccio. Mi dica cos'è la responsabilità familiare. Quando crei una famiglia, sì, prima puoi fare quello che vuoi, giustamente. Ma no, neanche prima non puoi fare quello che vuoi. Dove sta scritto questo? Non si può fare prima quando si è singoli, tranquillamente, fare le proprie cose. Dopodiché, quando sei sposato, hai una responsabilità. Ma mi dica quale? Mi dica quale la responsabilità? E non insegnare al tuo bambino a disprezzare i neri o a picchiare la moglie. Quali sono le responsabilità? Mi stili un codice. Mauro, non esageriamo. No, è lei è di una demagogia insopportabile. La responsabilità. Qual è la responsabilità? Qual è la responsabilità? Quella di insegnare a tuo figlio che il negro va disprezzato, è quella? Ma chi ha parlato di questo? No, dico io, un esempio. Mi dica le tue responsabilità. No, io dico Dai, che è una retorica, una demagogia insopportabile. Posso dire una cosa un attimo? Ok. La responsabilità, poi magari... allora bisogna non fare neanche le corna alla moglie, no? Non puoi più guardare neanche il culo di un altro. Quella è una scelta personale. Dai, è una scelta personale quella. Non dire quella è una scelta personale. No, personale. Quello che fa comodo è personale. Ma la responsabilità familiare. Sei stato responsabile tu della tua famiglia? Dai, zitto su. Scusati, intervengo solo un attimino su questa cosa. Ovviamente io sono un po' facilitato nel senso che non ho una famiglia. Te l'avevo detto di non chiedere domande. È vero. Però conosco famiglie sposate dove marito e moglie volano con la tuta alare e la bambina disegna tutte alari
e io credo che la maggior responsabilità che un genitore deve avere è essere felice, perché se sei felice tu puoi rendere felici i tuoi figli, e quindi questa è la mia felicità e non la smetterò mai. E allora non rischiamo più con altre domande? Ci sono domande così? Magari qualcuno si arrabbia. Allora chiudiamo, ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo... C'è qualcuno? Ah, c'è un fuori programma. Un piccolo omaggio da parte dell'Associazione Sacile Cambia Marcia, che ha organizzato la serata, e l'organizzatore degli Extreme Days. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ma è a lui? Cazzo, mi dà l'omaggio solo a me. No, dai, dammi la bottiglia e dagli a Marietta. Ma questa sì, ce l'ho già, ma cioè, due. Allora, grazie a Marco Milanese. Grazie a Marco Milanese per i suoi sogni, grazie a Mauro Corona per la sua saggezza. E grazie a voi per la pazienza e per l'ascolto. Ci vedremo probabilmente per un nuovo appuntamento per gli Extreme Days. Intanto l'appuntamento fissato mi pare che sia per giugno, vero Alberto? C'è l'edizione invernale. A marzo c'è un'edizione invernale che si svolge a Piancavallo. Quindi arrivederci a presto.